Buongiorno, buona domenica, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta, in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dalla nostra regione, la cronaca come sempre che le nostre redazioni si sono occupate di preparare, raccogliere e trasformare in servizi per potervi far vedere già all'ora di pranzo, ma anche l'attualità, i problemi di economia, qualche buona notizia che insomma non guasta mai e insomma un'ora da stare assieme qui al Focus TG. Cominciamo però con la notizia che ha sconvolto il Veneto e non solo, perché è rimbalzata sulla stampa nazionale, sui telegiornali nazionali. Ovviamente noi eravamo sul posto per primi. Stiamo parlando del dramma del Far West, l'hanno chiamato così, avvenuto nella pedemontana trevigiana fra Bassano, San Zenone e Loria, Riese Pio X, dove un 19enne, per motivi che al momento rimangono assolutamente ignoti, ha rubato 3 macchine, rapinato 3 macchine, ne ha distrutte altrettante, si è schiantato contro alcune vetture causando alcuni incidenti e poi ha travolto e ucciso anche una persona, un ciclista, un uomo che stava andando a fare un giro in centro con la moglie. Ripercorriamo questa tragica giornata. Ieri vi abbiamo dato le prime informazioni durante il Focus TG su quello che stava succedendo con le dirette, con tutto quello che ci arrivava dalle zone in cui si è verificata questa tragedia. Poi ieri sera nei telegiornali gli approfondimenti, vediamo se ci sono novità. Vallà di Riese, San Vito di Altivo, Leonè di Fonte è la geografia della mattinata di ordinaria follia vissuta in Pedemontana, dove un ragazzo di appena 19 anni di Riese Pio X ha rubato 3 auto una dopo l'altra, dandosi a una sciagurata fuga nei centri abitati culminata nell'investimento e nell'uccisione di un ciclista di 67 anni di Loria, Mario Piva, in passeggiata con la moglie. Il responsabile, Steve Quintino, piccoli precedenti alle spalle, mai conseguita la patente, ha concluso in centro a Onè la tragica scorribanda speronando e facendo ribaltare sulla carreggiata la gazzella dei carabinieri e gridando mentre lo portavano via di voler solamente salvare il mondo. Fuori di sé il giovane ha rubato la prima auto poco dopo le 9 di questa mattina a Vallà. Non è chiaro se armato o solamente minacciando a voce la conducente. Con l'Honda Civic ha imboccato la provinciale ed è finito fuori strada ad Altivole, ha abbandonato la vettura e ne ha rapinata un'altra, una donna che si recava in farmacia. Con la sua Audi ha ripreso la fuga. Tutto il dispositivo immediatamente attivato dai carabinieri con l'impiego di varie pattuglie che stavano svolgendo il servizio di controllo del territorio si è spostata verso la zona di Onè di Fonte e San Zenone degli Iselini. Lì purtroppo l'autovettura in fuga, l'Audi, condotta da questo soggetto, ha investito un ciclista che stava appunto insieme alla moglie facendo una passeggiata in bicicletta. Aver ucciso il ciclista non è bastato a farlo desistere. Quintino ha ripreso la corsa, è arrivato in centro a Onè di Fonte, è piombato su un camion e altre 4 vetture. Un breve tratto a piedi, quindi si è fatto consegnare una terza macchina da un'altra donna ancora, una Ford Ka. E a quel punto si è diretto verso l'esterno del paese di Fonte, dove è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Asolo che ha speronato. La macchina, come potete vedere, ha subito il ribaltamento sulla strada, però fortunatamente 2 militari che sono rimasti incolumi sono riusciti a uscire dall'abitacolo e a bloccare il soggetto prima che riuscisse a darsi la fuga a piedi. Trattenerlo non è stato facile, neppure impedire che i testimoni lo aggredissero. È stato sedato dai medici del 118 che sono giunti sul posto. Le grida, le lacrime, le scuse, il delirio nelle parole del ragazzo proveniente da una famiglia già seguita in passato dai servizi sociali, mamma lasciata sola dal marito, 3 figli da crescere, il più piccolo dei quali, Steve, finito sulla cattiva strada. Non è escluso che fosse sotto l'effetto di sostanze e per questo all'ospedale di Castelfranco è stato sottoposto agli esami tossicologici, è stato dimesso nel pomeriggio e ora sarà condotto in carcere. Ha riportato una prognosi di 10 giorni per le contusioni. A Fonte decine di uomini tra carabinieri, polizia stradale e polizia locale presenti, il comandante provinciale dell'Arma Massimo Ribaudo e quello della Polstrada Simone Morello. Quanto alle accuse formalizzate a carico del ragazzo, è stato arrestato per omicidio stradale, tentato omicidio nei confronti dei carabinieri e rapina.
Al momento non ci sono novità dal punto di vista proprio delle indagini, quindi non sono emerse notizie che possano far capire che cosa ha scatenato questa mattinata di follia. Nel frattempo però le comunità di San Zenone, degli Ezzelini e Loria si stringono per il lutto capitato alla famiglia dell'uomo di 67 anni investito e ucciso durante questa fuga. Scene da film, ma questa volta di finzione non c'è proprio nulla. Anzi, c'è una famiglia devastata, distrutta, dopo che Steve Quintino, il 19enne di Riese Piodecimo, ha travolto e ucciso Mario Piva, 67enne in pensione che viveva a Loria, prima di portarsi a Fonte, dove ha provocato un disastro. Piva si trovava a San Zenone lungo via Marini per un giro in bicicletta assieme alla moglie. Un sabato mattina come tanti, trasformato in incubo, quando Quintino, alla guida di un'auto rubata poco prima, ha tamponato ad altissima velocità il ciclista davanti agli occhi della compagna del 67enne che ha assistito alla scena totalmente impotente, vedendo il marito fare un volo di decine di metri per poi piombare sull'asfalto privo di vita. L'omicida sarebbe tornato indietro per vedere cos'era accaduto, poi avrebbe continuato la sua corsa folle verso Fonte. Immediato l'arrivo dei soccorsi a San Zenone lungo la provinciale che conduce alla frazione di Carainati. Sul posto polizia, carabinieri, agenti della locale, protezione civile. La strada è stata bloccata per ore. Una vicenda che ha scosso le comunità di San Zenone, dove Mario Piva è stato ucciso, e di Loria, dove la vittima viveva, e i sindaci hanno voluto esprimere il loro cordoglio. Una tragedia accaduta in una delle strade più pericolose del nostro territorio e con una dinamica davvero agghiacciante. Un plauso però alle forze dell'ordine che sono intervenute prontamente e hanno già assicurato alla giustizia questo criminale, questo assassino. Sono passato a salutare la famiglia e chiaramente non ci si rende ancora conto di quello che è potuto accadere, proprio non si hanno spiegazioni per una tragedia di questo genere. Capisco che in questo momento il dolore e anche, se posso dire, visto come si è svolta la tragedia, la rabbia, possa anche sopravanzare altri sentimenti, però la nostra vicinanza deve essere chiara a tutti i familiari, a tutte le persone e agli amici che volevano bene a Mario. Torniamo ora sulla figura, sulla persona del 19enne che ha causato tutto questo. Al momento dell'arresto era chiaramente fuori di sé, urlava frasi sconnesse. È stato anche difficile per le forze dell'ordine tenere lontane alcune persone che forse, ci si chiede, volevano farsi giustizia. Non si sa bene che cosa sia successo. Vediamo il servizio. Papà, non sei matto, non avrete più notizie di me e capirete che è la fine del mondo, siete sotto il sistema. Guardate come adesso mi portano via perché non vogliono che farlo. Ok? Non avrete più mie notizie. Ragazzo di 19 anni, 19, distrutto di macchina. Non avrete più notizie di Quintino. E capirete che il mondo sta finendo. Ma non vogliamo sapere niente di te! Noi non vogliamo sapere niente di te! Ma che sei? Ma se ti hanno insegnato i tuoi genitori di avere... Sai a te cosa ti succederà? Ma la macchina della signora che ha fatto la vita! Tu stai pisciando addosso! Ammazzatelo questo qui! Ragazzi! Ma vai! Ammazzatelo! Quello è me! Ragazzi! Ma anche tu! Ragazzi, salvate Alex Quintino, mio fratello è come me, Stefano Quintino, Barbara Casolà, ma soprattutto Lupin! Il casino è fatto! Lupin! Guardate! Io non voglio fare il pollo! Sediti! Io non voglio! Ma Macerano!
Allora, è noi che viene ricorso. Sappiamo noi. Posso chiedere scusa e salvare il mondo? No, va bene. Vai con loro. Quando curare il sangue non è un problema. Vai con loro. Vai. Capo, mi è toccato dalla mia mamma. Vai, va bene, lo chiamavo. Dalla mia mamma. Capo, vai in macchina. State lontani. Io volevo mettiti in macchina. Io volevo salvare. Vedi qui. Guarda. Immagini drammatiche che ci fanno capire la concitazione di momenti in cui non si sapeva ancora che cosa fosse successo, non erano ancora stati messi insieme tutti i pezzi di questa incredibile, tragica vicenda. Adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, però torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora delle voci, delle interviste da farvi sentire su quanto è accaduto. Buongiorno, bentornati al Focus TG, buona domenica. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo ricostruendo, approfondendo, vedendo le interviste, i video più clamorosi del disastro del Far West avvenuto ieri nella Pedemontana, dove un giovane di 19 anni, dopo aver rubato, rapinato 3 auto, ha ucciso un ciclista e è andato a schiantarsi contro una macchina dei carabinieri. Ribaltandola è stata arrestata. Tantissima e altissima la tensione durante i momenti dell'arresto. Noi c'eravamo e abbiamo anche intervistato le persone che hanno visto tutto questo, i testimoni, sentite. Ma vi aspettavate una cosa di questo genere? No, assolutamente no, è la prima volta che succede qui a Forte. Quando ho sentito la seconda botta qua, sono venuto qua, ho visto i carabinieri che sono usciti fuori dalla macchina e hanno manottato. E dopo mi sono andato a dirigere il traffico per un'ora e mezza. Chi assiste alla scena da sotto i portici, chi ha vissuto sulla propria pelle la scorribanda del 19enne di Riese Pio X terminata con un doppio incidente a Onè di Fonte, dove la gazzella dei carabinieri è ancora a ruote in su. L'autista del tir, contro il quale è andata a schiantarsi la seconda auto rubata dal ragazzo poi arrestato, è ancora seduto in cabina. Fermo al semaforo, guardavo il semaforo, ho sentito la botta, non ho neanche visto la macchina arrivare e dopo l'ho vista volare là. E dopo lui è sceso E è scappato subito a piedi. Nel frattempo dall'altra parte comunque arrivavano già 2 pattuglie di carabinieri e alla fine ho visto che sono riusciti a prenderlo. L'autoarticolato è fermo in mezzo alla strada, la ruota è esplosa. Questi ragazzi erano in una delle auto coinvolte. Abbiamo sentito un botto, ha colpito il camion e l'abbiamo visto arrivare, ha colpito noi e quelli ancora dopo con quella macchina lì. Poi è smontato, ne ha preso un'altra ed è scappato via, ma ha beccato i carabinieri. Era fuori, urlava. Terribile. Impressionanti le condizioni del 19enne uscito dalla macchina con la maglietta intrisa di sangue e in preda a una sorta di delirio. Pieno di sangue, ma vedi che non era in sé. Urlava, non mi avrete, voglio la libertà, tutto così, in 6 agenti per fermarlo, bloccarlo e caricarlo in macchina dopo. E poi sono partiti. Fuori carato proprio, fuori di testa. No, ha iniziato a urlare, dopo non riuscivano a buttarlo dentro, hanno dovuto sedarlo per buttarlo dentro. Allora, se arriveranno altre informazioni, altre notizie riguardanti questa incredibile vicenda, ve le daremo qui nel corso della nostra informazione, ma la cronaca prosegue e le notizie arrivano anche dal Trevigiano, dove nel corso delle attività di prevenzione generale svolte dai carabinieri del comando provinciale nelle ultime 48 ore ben 4 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria per guida sotto l'effetto di alcol. Fra venerdì e ieri alcune persone, quasi tutte giovani, sono stati trovati con una situazione alcolemica superiore al consentito. Addirittura c'era un ragazzo che aveva 1,71, a Castelfranco Veneto un altro che ne aveva 1,5 e un altro, un 29enne a Conegliano con 1,3 grammi per litro di sangue. Naturalmente parliamo di
Ecco, il denunciato a piede libero anche un 23enne di origini indiane che a Ponte di Piave è stato sorpreso alla guida con una patente risultata falsa. A Vedelago un 26enne che in via Brenta esibiva ai militari un permesso di soggiorno emesso dalla questura di Catanzaro scaduto da quasi 2 anni. Quindi tante le notizie dalle strade del Veneto, le forze dell'ordine sono sempre per controllare quello che sta succedendo, ma insomma a volte la situazione è davvero molto molto complessa. Arriva anche un'altra notizia di cronaca, questa volta da Castelfranco Veneto. Stamattina alle 10, durante le operazioni di immersione nelle acque del lago artificiale della Baita al lago, un sub di 61 anni residente in provincia di Venezia è morto per un arresto cardiocircolatorio. Probabilmente all'origine della tragedia c'è un malore. Ovviamente la nostra redazione trevigiana si sta informando di quello che è accaduto. Chi era presente ha notato subito che qualcosa non andava e ha recuperato il subacqueo. Il primo a intervenire è stato il proprietario dell'area, che con un defibrillatore ha tentato di rianimarlo. Poi le operazioni di rianimazione sono proseguite con i sanitari del SUEM, ma non c'è stato più nulla da fare sul posto, anche come vedete dalle foto i carabinieri. Torniamo a parlare di viabilità, e in questo caso di viabilità pericolosa. Andiamo adesso a Vicenza, perché ci siamo occupati nei giorni scorsi di Viale San Lazzaro, dove c'è stato un investimento solo qualche giorno fa. I residenti che abbiamo sentito ci dicono: attenzione, quell'attraversamento pedonale è pericoloso. Viale San Lazzaro, strada ad alta percorrenza, specie nelle ore di punta, in cui i residenti segnalano la pericolosità del passaggio pedonale, tra auto che non rispettano i limiti da un lato e la visibilità limitata per gli automobilisti dall'altro. Pericoloso perché le macchine davanti qua, di là si ferma macchine, ma mi dico sempre paura, che è proprio pericolosissima, anche perché viene avanti velocemente. Cosa ci vorrebbe secondo lei? Qualcosa che illuminasse? Oppure così segnali anche, non lo so come mai che non... Secondo me mi ho tanta paura. Io ho l'abitudine comunque di farmi vedere, fermarmi e aspettare che rallentino, perché molti non se ne curano, anche vedendo uno che deve attraversare vanno avanti. Centro del marciapiede, quindi sono già sulla carreggiata, no? Guardare le auto che arrivano e quelle che si fermano, perfetto. Attraversi, poi devi guardare, ma il problema non è questo, perché io lo so, ma è che gli automobilisti non vedono i pedoni quando sei, non li vedono. No, lo faccio anch'io tutti i giorni quando esco con la macchina, rientro, non li vedono. All'indomani dell'incidente in cui un'anziana è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada e trasferita in gravi condizioni in ospedale, i residenti avanzano ipotesi e richieste su come si possa arginare o risolvere il problema. Chi vorrebbe dei segnali luminosi a terra, chi un semaforo. Non è riuscito a evitarla, insomma. Un po' la strada scivolosa. Strada scivolosa, le piante basse che nascondono. Se una persona non è alta, anziana e magari anche un bambino, se fate caso la prospettiva ti impedisce di vederlo, quindi mancano proprio delle segnalazioni luminose. Ci dovrebbero essere le segnalazioni per terra che danno l'attraversamento pedonale, e anche i segnali stradali dell'attraversamento pedonale sono nascosti dagli alberi. Un semaforo pulsante per passare strada. Perché? Attraversare, perché ogni giorno qua si succede, ogni giorno, non è solo oggi. Bisogna tagliare tutta questa erba che non si vede, non si vedono i pedoni, neanche il conducente non vede e frenare. Si deve stare attento da tutte e due parti, però si sa che ci sono anche quelli che vanno in piedi e velocità meno, e anche quelli che vanno in piedi deve girare la testa anche che a strisce. Restiamo nella pagina della cronaca, restiamo a Vicenza per l'espulsione di un pluripregiudicato. Gambiano, 31enne, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, è stato controllato da una pattuglia delle volanti della questura mentre si aggirava con fare sospetto in via Rattazzi nel tentativo di entrare nelle pertinenze di un'area condominiale, probabilmente per trovare rifugio per la notte. Al termine delle attività di identificazione, il soggetto, con alle spalle un curriculum criminale per reati contro il patrimonio e lo spaccio, è stato accompagnato presso gli uffici della questura di Vicenza
permanenza a disposizione dell'ufficio immigrazione. In considerazione della sua situazione e dei precedenti a suo carico, nei confronti dell'uomo già colpito da un provvedimento di espulsione, il questore di Vicenza Paolo Sartori ha emesso uno specifico ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Il pregiudicato straniero quindi oggi è stato trasferito dagli agenti presso il centro di permanenza per i rimpatri di Potenza, in attesa di essere trasferito coattivamente nel proprio paese d'origine. Parliamo ancora di sicurezza stradale, non solo per i pedoni e con i pedoni, ma sappiamo che in alcune zone del Veneto ci sono dei problemi legati alla fauna selvatica, soprattutto nelle montagne del Vicentino, montagne bellunesi, ma anche i Colli Ugani, insomma, con attraversamenti di animali selvatici. In questo caso una storia non a lieto fine avvenuta nel bellunese. Purtroppo succede, ed è successo ancora, scontro fra una vettura e una femmina di cervo, e ad avere la peggio è l'animale. È accaduto ad una coppia bellunese che per questo, nell'emergenza, si è rivolta alle forze dell'ordine. L'altra sera, verso le 8:20 di sera, mio marito stava rientrando a casa da Belluno verso Agordo. In prossimità di Candaten, è una diretta, diciamo, dove ci sono molti cervi. In prossimità di una curva una cerva ha scavalcato il guardrail ed è andata a sbattere contro la macchina di mio marito. La cerva comunque si è poi spostata, diciamo, autonomamente sul prato, ma era chiaramente ferita, ma viva. Mio marito ha chiamato i carabinieri che sono prontamente intervenuti e quindi in quel momento hanno fatto tutti i rilievi del caso e, viste le condizioni della cerva, inizialmente hanno provato a chiamare il guardiacaccia per poi rendersi conto che comunque non poteva intervenire, e quindi hanno chiamato per vedere se era possibile avere il veterinario per constatare le condizioni dell'animale. Il veterinario non era reperibile, comunque non c'era. La povera bestia soffriva e chi la aveva di fronte sperava che qualcuno sarebbe intervenuto, alla peggio per porre fine alle sue sofferenze, ma così non è stato. La mattina dopo sono andata, diciamo, dai forestali di Candaten, che hanno lì, diciamo, la sede vicina, per sapere se erano, diciamo, se sapevano, eccetera. Mi hanno detto sì, Elena, siamo già andati a vedere, ma purtroppo l'animale è morto. Lei è scandalizzata dal fatto che dentro un parco non ci sia il veterinario? Certo, io sono scandalizzata dal fatto che dentro al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi un animale venga lasciato agonizzante, ferito, a pochi metri dalla strada, perché non c'è un veterinario disponibile perché possa visitare l'animale. Di questo tema ci occuperemo di sicuro nelle prossime edizioni della nostra informazione. Insomma, sappiamo quali sono i problemi legati anche alla carenza di personale, poi succedono anche queste cose. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, buona domenica, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, abbiamo visto i fatti avvenuti nelle ultime ore nella nostra regione. Adesso andiamo a Venezia, dove sappiamo che a Mestre ci sono alcune situazioni piuttosto complesse legate a degrado, spaccio, criminalità, e è arrivato un nuovo comandante dei Carabinieri. Che idea si è fatto del territorio veneziano? Territorio complesso, ma allo stesso tempo interessante. Nicola Conforti è il primo generale di brigata a ricoprire la carica di comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia. Al comando generale è stato capo ufficio cooperazione internazionale e quindi vice capo secondo reparto, prendendo parte a missioni internazionali per conto delle Nazioni Unite in Bosnia e Erzegovina e in Libano. Arrivato in città da pochi giorni, è già al lavoro su uno dei fronti che generano più preoccupazione, soprattutto nell'entroterra veneziano. È innegabile che il traffico di stupefacenti e lo spaccio sia qualcosa di, soprattutto su Mestre,
evidente, per cui è sicuramente uno degli ambiti dove più cercheremo di incidere, soprattutto utilizzando le risorse che il Comando Legione Carabinieri Veneto ci ha messo a disposizione nell'ultimissimo periodo. L'infiltrazione prima e il radicamento poi della criminalità organizzata nel veneziano probabilmente non genera lo stesso allarme sociale di altri fenomeni, ma rappresenta comunque uno dei problemi più gravi e pericolosi per il territorio. Sicuramente la criminalità organizzata ha interessi laddove l'economia si muove e quindi è anche interesse rimanere in una forma, diciamo, silenziosa, quindi meno visibile, meno percepibile, ma non per questo meno pericolosa. E questo sicuramente è un altro ambito di prioritario interesse che il Comando Provinciale Carabinieri di Venezia, con le proprie articolazioni specializzate, cercherà di affrontare nel migliore dei modi. Chiudiamo la pagina della cronaca, pronti ovviamente a riaprirla se dovessero arrivare notizie dal Veneto, e andiamo a vedere quelle che sono le istanze, le richieste, le proteste di natura ambientale, in questo caso a Padova. Inquinamento acustico, alberi, barriere antirumore sono gli ingredienti di una vicenda che coinvolge alcune famiglie della Stanga a Padova, le cui case si affacciano sulla trafficatissima via Friburgo. L'amministrazione comunale ha deciso di posizionare alcune barriere per proteggere i condomini dall'inquinamento acustico, ma per farlo deve abbattere una novantina di alberi lungo il passaggio di strada e ferrovia. Nasce però la protesta di alcuni residenti, convinti che le barriere non serviranno perché troppo basse e contrari all'abbattimento degli alberi, grandi e alti, sostituiti sì da 400 nuove piante, ma più piccole e quindi non considerate efficaci per garantire ombra e pulizia dell'aria. Battere 94 alberi ad oggi è anacronistico, non è assolutamente possibile perché realmente gli alberi fanno già da barriera fluorescente, ma peraltro vanno a spendere 600.000 euro per realizzare una barriera alta 6 metri a fronte di palazzi alti 18 metri. Nello spazio interessato si dà un appuntamento a una quarantina di residenti con il comitato Stanga a spiegare le ragioni della polemica con il comune e un po' a sorpresa si presenta proprio il vice sindaco Andrea Michalizzi, pronto a confrontarsi con i padovani e a rispondere ai dubbi. Se avessi posizioni preconcette e qualcosa da nascondere, dice, non sarei nemmeno venuto qui. Il comitato intanto fa le sue proposte. Noi abbiamo fatto delle proposte alternative che sono meno invasive e che vanno a toccare gli alberi. Sono barriere verdi alte 9 metri in prossimità della fonte sonora, per cui è molto meno invasiva, molto più efficace e si spenderà la metà. Un confronto è sempre utile, la presenza del vice sindaco può servire a chiarire dubbi e perplessità. Se poi le parti si avvicineranno e si raggiungerà un compromesso, per questo serviranno ancora alcune settimane. Manifestazione anche a Bassano. Ieri pomeriggio, nel corso della nostra informazione, vi abbiamo raccontato la vicenda dell'ultimo lembo di campagna bassanese a sud del quartiere di San Lazzaro, dove insistono due progetti piuttosto importanti che potrebbero portare centinaia di migliaia di metri quadrati di capannoni, asfalto e cemento in quella che è ritenuta davvero l'ultima campagna di Bassano. La città ha già fatto capire che cosa ne pensa. Ieri tantissime persone si sono riunite per ribadire ancora una volta che la zona non si tocca. Cittadini, famiglie, ambientalisti, persone che semplicemente amano la campagna bassanese così com'è e non vogliono che sull'area di San Lazzaro arrivino capannoni, asfalto e cemento. Un bel sabato di ottobre si trasforma così nell'occasione di ripercorrere a piedi queste campagne, portando fino al centro della città le istanze di chi vuole essere ascoltato sui temi della pianificazione urbanistica. C'è chi canta una canzone creata proprio per l'evento, chi affida la propria voce a uno striscione e chi, affondando le proprie radici nella terra bassanese, si porta appresso i simboli di un comparto che non si vuol vedere sacrificato in nome del cambiamento. Io sono un agricoltore, però la zappa è il simbolo di un testimone che si passa di generazione in generazione e che è proprio la responsabilità, cioè l'abilità di rispondere.
Ogni generazione ha le sue problematiche, noi abbiamo delle belle gatte da pelare in questo momento storico. Bassano si è già espressa sul progetto, i bassanesi hanno detto la loro e anche le associazioni del territorio come Coldiretti hanno già fatto sapere la loro posizione sui progetti. Un rapido riassunto? Eccolo, giù le mani da San Lazzaro, Rivabianca e Rambolina. Ancora una volta il territorio, la cittadinanza, ma anche la gente attorno a Bassano sta dimostrando che tiene veramente al futuro di queste terre, al futuro di Bassano. A organizzare l'evento è l'associazione Aria, che da tempo si batte perché i progetti che incombono su San Lazzaro vengano stralciati. E riteniamo che questa zona, questi terreni di Rivabianca e Rambolina possano rappresentare un simbolo per la città, un simbolo di inizio di una nuova era, di un cambiamento che i cittadini devono chiedere fortemente all'amministrazione. I cittadini chiedono la possibilità di partecipare al processo decisionale, anche se alla faccia della condivisione tanto sbandierata dall'amministrazione Pavan, pare che spesso le porte dei palazzi della politica siano sbarrate di fronte alla gente comune. Ci è stato negato sia la partecipazione al procedimento che l'accesso agli atti, adducendo che questi progetti che si profilano nell'area non hanno un impatto ambientale. Chiediamo più partecipazione, la possibilità di confronto e in questa zona in particolare di progettare un qualcosa di diverso, perché abbiamo molte idee da portare e chiediamo la possibilità di avere una voce. Sindaca Pavan, giù le mani da San Lazzaro. La voce del popolo è la voce di Dio. Ora ci spostiamo a Venezia, dove l'acqua alta dei giorni scorsi ha creato qualche problema nella Basilica di San Marco. Nei giorni scorsi, come era stato indicato dalle previsioni, l'acqua alta è tornata a farsi vedere a Venezia, in particolare in piazza San Marco e in Basilica, ancora finita sott'acqua. È salita così di nuovo la preoccupazione dei residenti, in particolare circa la tutela della Basilica di San Marco. Le imprese che stanno procedendo alle installazioni delle barriere mobili provvisorie attorno alla Basilica hanno però confermato che entro la fine di questo mese l'intervento verrà ultimato. Inizia il mese di ottobre e possiamo dire che, fatti salvi imprevisti che a oggi però non si intravedono, entro la fine di questo mese il cantiere per la realizzazione della barriera in vetro a protezione della Basilica di San Marco troverà conclusione. Già dalla prossima settimana inizierà la posa dei vetri che mancano per completare il tracciato. Così la Basilica potrà rimanere all'asciutto anche quando l'andamento della marea sarà inferiore alla quota dalla quale scatta l'entrata in funzione del Mose. Per tutto il fronte della Basilica, e di conseguenza poi le settimane successive saranno dedicate a lavori di completamento, di pavimentazione e di stabilizzazione dell'opera. Quindi possiamo assolutamente dire che siamo in vista del traguardo. Un cantiere che è stato lungo, complesso e non senza ostacoli. E con la conclusione del mese di ottobre anche questa opera, che ha avuto un percorso accidentato e sofferto, che in qualche maniera ha dovuto pagare un prezzo anche abbastanza alto in quanto a problemi di cantiere e non solo di cantiere, sta vedendo il traguardo. Cambiamo ancora argomento, parliamo dei problemi di natura economica che colpiscono in questo periodo, a dire la verità già da un pezzo, ma adesso con l'aumento delle bollette ancora di più, colpiscono famiglie e imprese. Gli artigiani dicono l'energia pesa sui costi per il 30%. Vediamo. Un terzo dei costi delle imprese è costituito in questo momento dalla bolletta energetica e ci sono aziende che rischiano di essere rigettate dal mercato e di soccombere. Una recente rilevazione condotta da Confartigianato Imprese Veneto su 403 attività, di cui 73 trevigiane, evidenzia che se nel 2021 l'energia pesava per il 17,6%, ora ha raggiunto il 29,5%. Il consumo dell'energia in passato è rimasto uguale, cioè non è che oggi le nostre aziende consumino più energia, siano più energivore. Il problema è il costo
quindi questo costo che va oggi ad impattare per il 30% sul prodotto finito sicuramente non è indifferente per chi comunque oggi lavora e vende su questo mercato i propri prodotti. Necessaria e urgente una nuova politica energetica, afferma Bernardi, misure strutturali di medio-lungo termine supportate da un piano industriale di rilancio nazionale, per accelerare il quale va ridotta drasticamente la burocrazia per famiglie e imprese. Treviso in questo è già a suo modo virtuosa, è la terza provincia dopo Roma e Brescia per numero di impianti fotovoltaici in esercizio a fine 2021, il 3,2% del totale nazionale. La nostra proposta era quella comunque a breve assolutamente di dare la possibilità ai cittadini privati con degli incentivi possibilmente di installare i pannelli fotovoltaici in copertura, questo almeno sgraverebbe a fine mese la bolletta sicuramente dell'Enel, dell'energia, e quindi dà la possibilità a un po' di risparmio. Nel frattempo gli imprenditori proveranno a resistere. Quasi il 60% di quelli intervistati hanno affermato che per l'inverno ridurranno illuminazione e riscaldamento, un 4% ipotizza addirittura di abbassare le saracinesche. Il rischio è che veramente molte aziende debbano chiudere. Se chiude un'azienda, molte volte queste aziende sono formate da imprese familiari e i dipendenti stessi comunque hanno difficoltà. Quindi una crisi, secondo me, questa molto più elevata, molto più profonda di quella che è stata la crisi della pandemia del 2019. Tema piuttosto importante, non solo per le imprese, anche per le famiglie. Poi dopo la pubblicità sentiremo anche la voce dei cittadini, perché adesso facciamo una brevissima pausa. State con noi. Buongiorno, ancora buona domenica, bentornati al Focus TG. Stiamo parlando di attualità, siamo nella pagina che riguarda i problemi delle famiglie, delle imprese e in questo momento storico decisamente complicato la gente inizia a fare i conti quando è il momento di fare la spesa. Sentite cosa ne pensano i vicentini. Vola la spesa nel carrello dei vicentini che vedono sul podio dei rincari frutta, verdura, bevande analcoliche, un salasso per il portafoglio, come rilevano i dati dell'ufficio statistica del comune relativi al mese di agosto. Prezzi dei beni alimentari che continuano a salire di mese in mese con una variazione annuale arrivata al più 11,5%, dove spicca la variazione di un più 12,7% relativa ai vegetali. E tutto, nell'alimentare si arriva anche al 30-35% di incidenza. Quindi. Frutta e verdura particolarmente o che cosa? Sì, ma anche i primari, quindi la farina, la pasta, veramente un aumento in generale su quasi tutto. Io adesso in questo momento mi sono resa conto della frutta e della verdura, perché io ne mangio tanta, che è aumentata, quella sì. 2 pezzi di pane piccoli. 2 euro. In che cosa ha notato i maggiori rincari? Quindi sul pane? Quando rincaro il pane siamo a posto. Frutta, verdura, che cosa? Neanche parlare. Su quasi tutto, praticamente tutto, dalla pasta al supermercato, le bollette, qualunque cosa, anche il mercato. Cosa incide di più? Benzina, bollette, alimentari? Alimentari e bollette, sicuramente. Ad incidere maggiormente sul costo della vita restano le voci relative ad abitazione, acqua, elettricità e combustibili, il cui aumento in un anno è del più 34%. Il dato mensile in maggiore aumento è quello riferito al gas. Decisamente le bollette sia acqua, luce e gas. Tanto, ma veramente anche il triplo. E come se ne viene fuori? Nel senso, si stringe su altro, su che cosa? Si spende magari un po' meno su quello che non serve. Variazione annuale al rialzo anche per la voce trasporti, in cui tra i dati rilevati a livello locale, quello congiunturale in maggiore aumento è quello delle biciclette. Rincarano anche i servizi ricettivi e di ristorazione, in cui il dato in maggior aumento mensile è quello relativo alla voce servizi di alloggio. Un agosto in cui i prezzi al consumo per i vicentini hanno pesato del 9% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale e oltre a tutti i problemi di cui abbiamo parlato c'è anche una situazione che spaventa non poco le aziende, perché pare che lo Stato debba qualche miliardo di euro alle medie imprese venete. La nostra pubblica amministrazione continua a pagare in ritardo i propri fornitori. Si stima che le imprese venete abbiano almeno 5 miliardi di euro di crediti con lo Stato centrale e le sue articolazioni periferiche. La buona notizia è che la situazione in Veneto è migliore rispetto ad altre zone d'Italia. La brutta è che comunque le piccole e medie imprese venete attendono ancora mancati pagamenti dalla pubblica amministrazione per almeno 5 miliardi di euro. A scorrere lo studio della CGIA di Mestre risalta una significativa differenza nei tempi di pagamento tra lo Stato centrale e le sue articolazioni periferiche. Se infatti in Veneto, regione, province, comuni ed aziende sanitarie risultano puntuali, se non addirittura spesso in anticipo nei pagamenti, grandi aziende pubbliche, ministeri o enti locali di altre regioni raggiungono anche i 2 mesi di ritardo. Anche perché, secondo la Corte dei Conti, si starebbe consolidando il pagamento in tempi brevi delle somme più consistenti e solo in seconda battuta del resto, danneggiando quindi le piccole imprese che generalmente lavorano in appalti o forniture di entità inferiore. Vista la situazione di difficoltà in cui versano tantissime PMI, la cosa non è più tollerabile. Il nuovo governo dovrà intervenire subito e risolvere anche questa questione, consentendo alle aziende vittime di questo sopruso di compensare automaticamente i debiti fiscali con i soldi che avanzano dallo Stato. Questo automatismo potrebbe risolvere un problema vecchio di decenni, sanando le gravi difficoltà che produce in quella piccola e media imprenditoria che si ritrova senza liquidità a disposizione. Un'altra vicenda che potrebbe influire negativamente su alcuni settori dell'imprenditoria veneta è il blocco di importanti comparti di tipi di motori, diciamo, per una questione ambientale. Vediamo. L'inquinamento non lo risolviamo bloccando il traffico, anzi stiamo creando un danno alla popolazione in genere, diciamo, che utilizza la vettura, ma soprattutto alle piccole e medie aziende artigiane. Sui provvedimenti anti-smog che prevedono dal 1° ottobre lo stop dei diesel Euro 4 interviene la categoria dei meccatronici di Confartigianato, che mette al centro le conseguenze che queste misure avranno soprattutto sulle piccole e medie imprese. Va benissimo il fatto di evitare l'inquinamento, però le vetture Euro 4, Euro 5, Euro 3, diciamo, sono già vetture, già l'Euro 4 cominciano ad avere i filtri antiparticolato, quindi dei sistemi di mantenimento, diciamo, dei gas di scarico entro certi limiti molto bassi. Nella Marca trevigiana si contano 600.000 vetture, di queste 60.000 sono Euro 4. Se si aggiungono poi le Euro 5, il parco macchine sale a 118.000 mezzi. Significa, spiega Buosi, che con questi provvedimenti si blocca un quinto dei mezzi, cioè un cittadino su 5 non potrà muoversi. A questo va aggiunto un altro dato, frutto della difficile situazione economica e degli aumenti del carburante. Negli ultimi 2 anni, infatti, le auto private sono state utilizzate soprattutto per necessità. Mediamente i cittadini hanno percorso 10-15.000 chilometri nei 12 mesi contro i 20-25.000 di qualche anno fa. Vuol dire, aggiunge ancora il presidente dei meccatronici, che gran parte dei veicoli in circolazione sono mezzi che servono per lavorare. Noi abbiamo visto ultimo anno e mezzo, l'utilizzo dell'autovettura familiare, diciamo, cioè a livello di utilizzo famiglia, è sceso di un 30-40%. I rincari e le incertezze legate al futuro portano molti veneti a rimandare il momento della sostituzione dell'auto. E anche se uno avesse i soldi e volesse anche cambiare la vettura e prendere un Euro 6 o addirittura una elettrica, che sarebbe il massimo, avremo il problema dell'energia elettrica che costa un sacco di soldi. Avremo il problema che le vetture, che anche se le ordini, arrivano fra un anno e mezzo. Ci uniamo, conclude Buosi, alla richiesta di deroga avanzata da tempo al ministro competente Cingolani dall'assessore veneto all'ambiente Bottaccine. Le istituzioni nazionali ed europee devono prendere atto della particolare situazione di difficoltà e devono evitare di penalizzare cittadini e imprese. Abbiamo visto nei giorni scorsi come siano cambiate le regole per quanto riguarda il Covid, poi vediamo anche i dati. Ad esempio, stop alle mascherine sui mezzi pubblici, ne abbiamo parlato con i vicentini. Da oggi non servono più, cosa ne pensate? Bene, sono contenta. Era ormai tempo di cambiare. È una buona cosa, perché io, che vado ancora a scuola, vado in quinta, in classe comunque senza mascherine, tutti ammassati, quindi se in tram ce l'avevi non cambiava tanto.
quindi secondo me è una buona cosa. Meglio così. Lei si respirava più dentro in tram. Guardi, la mia mamma le porterà sempre in autobus. Io le porto sempre. E non smetteremo di portarle sui mezzi perché secondo noi sono utili e proteggono. Anche nei supermercati. Siccome non disturbano per fare un viaggio breve, non vedo perché le persone anche più esposte non debbano poter proteggersi. Per conto mio sì, dovevano allungare perché è impossibile con questi contagi che ci sono. Per conto mio, dopo non so cosa dici. No, io sono d'accordo, anch'io dovevano prolungarlo un po', almeno negli autobus, nei treni, aerei. Non vado mai, però insomma dai, come si fa? Un ambiente chiuso così, bisogna averla. Io sì, mi proteggerei. Secondo me è giusto che ci avviamo anche verso la normalità, però è anche corretto che la gente che vuole tutelarsi la continua a mantenere senza però l'obbligo, diciamo, di averla. Meglio continuare. E nelle RSA e negli ospedali che invece si manterranno? Quello è giusto così. E lì deciderà chi ha la possibilità di valutare meglio la situazione. Non è preoccupata dalla risalita dei contagi? Un pochino sì, in effetti ci sono già molti casi, ci stiamo avvicinando verso l'inverno, quindi è probabile che ci risia. Poi non usciamo più, il problema è questo, quindi però un po' di speranza ci vuole sempre. Passiamo ora ai temi legati a tradizioni, tempo libero, cultura, ma anche alla religiosità. Appuntamento tutto dedicato a San Francesco domenica, lunedì e martedì nella chiesa dei Frati Minori di Cittadella, anzi al Serafico Padre Francesco, come viene definito per questa occasione il santo. Domenica pomeriggio la preghiera e la benedizione degli animali nel chiostro dei Frari, poi lunedì, sempre nel pomeriggio, la celebrazione solenne per il passaggio da questo mondo al Padre di San Francesco, con la partecipazione dei fratelli e sorelle dell'ordine francescano secolare. Infine martedì una solenne celebrazione al mattino e una al pomeriggio, presieduta da padre Gianluigi Pasquale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Domenica i frati offriranno ai fedeli i mostaccioli, dolci che donna Jacopa preparava a Francesco. Il ricavato andrà in beneficenza. Ora ci spostiamo nella laguna per la vendemmia che torna a Sant'Erasmo. Da 3 anni attendevano questo momento. Tutta l'isola di Sant'Erasmo, nella laguna di Venezia, domani celebrerà la festa del mosto. Ci sarà anche la tipica pigiatura del mosto, la possibilità per tutti di degustare i prodotti tipici locali, dall'uva al carciofo violetto, le castraure, ma anche di giocare per i bambini. Il clou domani, ma come spiega Stefano Nardin, presidente del Comitato Festeggiamenti di Sant'Erasmo, si inizia già questa sera. Riproponiamo quest'anno, dopo i 2 anni di blocco per la pandemia, la tradizionale Festa del Mosto, che è raggiunta alla 44esima edizione. Cominciamo questo pomeriggio con un laboratorio per bambini e poi questa sera uno spettacolo di cabaret organizzato dai ragazzi del luogo. Domani programma molto sostenuto con tante iniziative, soprattutto a partire da mezzogiorno con uno spazio dedicato ai bambini. L'isola conta su circa 650 abitanti, dei quali più di 50 sono coinvolti come volontari nell'organizzazione della festa, un record. Si può in questa giornata meravigliosa degustare tutti i prodotti del nostro luogo, della nostra isola, e soprattutto in questa occasione proprio il mosto tipico dei nostri vigneti. Per questa occasione il Comune di Venezia con ACTV ci ha dato una grossa mano e ha messo a disposizione un ferry boat per la giornata proprio di domani, per poter far agevolare le persone che verranno qui ad esporre i loro prodotti e il loro artigianato. E se a Sant'Erasmo c'è la vendemmia, nell'Alta Padovana c'è un vero e proprio boom di coltivazione del luppolo. Il 2022 si sta rivelando un'ottima annata per la produzione del luppolo nell'Alta Padovana, una pianta pressoché sconosciuta fino a 10 anni fa,
mentre oggi sono 5 gli ettari dedicati e una decina le aziende agricole che coltivano solo questa pianta per un fatturato di 100.000 euro con enormi margini di crescita, secondo CIA Padova, perché la richiesta di luppolo da parte dei mastri birrai che producono birre agricole è sempre maggiore. Un esempio, un'azienda di San Martino di Lupari è l'unica a livello nazionale che si occupa della riproduzione in vitro di piante di luppolo che vengono poi esportate in tutta Italia, oltre che in Ungheria, Francia e Spagna. 100.000 le piantine di luppolo coltivate in questo vivaio su una superficie di 1.500 metri quadrati. Per questo tipo di produzione poi, a differenza di molte altre, la stagione è stata particolarmente favorevole nonostante la siccità registrata tra marzo e agosto, perché il secco ha contribuito ad azzerare o quasi le malattie nei campi a luppolo dell'Alta Padovana e della Pedemontana. D'altra parte, i problemi principali sono invece la burocrazia e gli altissimi costi dei macchinari. Passiamo infine allo sport, ma con un punto di vista sul sociale. Sport, talento, prospettive di vita sono gli ingredienti di una serata andata in scena a Ponte di Piave all'insegna dell'inclusività. Protagonisti gli atleti di parakarate della SD Club Karasava, che nel 2015 ha dato vita al progetto Disabilmente con appena 6 ragazzi disabili, cresciuto anno dopo anno. Oggi il corso ne conta 40. Come fare per contattarvi? Allora, per contattarci abbiamo il sito internet della SD Karate Club Kanazawa oppure Facebook e lì trovate anche tutti i dati per contattarci. Gli atleti si sono esibiti di fronte al pubblico con alcune mosse di karate. Insieme a loro anche il dottor Roberto Rigoli, con un passato da karateka, che per l'occasione ha rispolverato il suo kimono e la cintura nera. Allena questi ragazzi al movimento, allo stimolo, all'aggregazione, cioè ci sono un sacco di componenti che li fanno star bene. Sono contento cosa sto facendo, questo è molto bello. Mi piace karate, un po' sono felice per i ragazzi che sono bravi, bravissimi. La serata è stata l'occasione per la presentazione del catalogo prospettiva di un pittore e delle opere di Armando Berselli. Anche per le persone non udenti è stato possibile seguire tutto l'evento grazie alla lingua dei segni. Ancora una volta arte e sport diventano strumenti di inclusività. Lo sport è una delle arti, insieme alla pittura, alla scultura, alla danza, al teatro, che aiutano la persona a esprimere al massimo i propri talenti. Diventa un momento di aggregazione, un momento di crescita, ti dà la qualità della vita, ti permette di far esprimere i talenti che ognuno ha e deve trovare le occasioni per poterlo fare. Presenti sugli spalti molti sindaci trevigiani per seguire l'evento, al quale ha partecipato anche l'europarlamentare Rosanna Conte. Ognuno ha delle abilità, sta a noi metterle in atto e costruire un abito su misura che è il loro progetto di vita con la compartecipazione di tutti. La Valprenta ospita invece i campionati italiani di rafting. La Brenta si tinge di tricolore e anche di rosa per 2 giorni dedicati interamente allo sport e al sociale. Sabato e domenica vanno in scena sul grande fiume i campionati italiani di rafting, organizzati dalla Federazione Nazionale in collaborazione con l'Ivan Team. Ai nastri di partenza una 50ina di equipaggi, dal settore giovanile con gli allievi fino alla categoria senior, che si daranno battaglia nel tracciato di 400 metri fra Valbrenta e Solagna. Via bimbi, via! Saranno presenti anche gli atleti con disabilità ed è in programma una discesa speciale promossa dall'Associazione Oncologica San Bassiano, che porterà sulle rapide nostrane molte donne che hanno combattuto la loro battaglia contro il cancro. 2 giorni quindi di grande sport con l'assegnazione di titoli nazionali e una vetrina notevole per tutto il territorio che potrà godere di ricadute turistiche ed economiche importanti in questo scorcio d'autunno. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che questa sera alle 8 andrà in onda una puntata speciale di Itinerari dedicata alla festa dei Mussi di Tre Baseliche, una grande tradizione tutta nostrana. Noi ringraziamo Renzo Rigon per la regia, ringraziamo i nostri colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento al TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo una buona domenica.